secondo soltanto e poi siamo pronti a iniziare. Poco alcune dinamiche di relazione tra donna e uomo, a cominciare da Tantune e con la direzione scientifica e organizzativa di Centro di Medicina, con i protagonisti che vedete da terza e quarta età. La lente si poserà sin dall'inizio sulla problematica. Donna e uomo hanno cambiato i loro rapporti di forza, che senso ha l'uomo? Infine la Silver Economy, cosiddetta economia, a cominciare da un grazie all'amministrazione comunale, qui rappresentata dal sindaco Fabio Chiesa, che come sempre è sensibile a questi temi. È importante per noi essere qua, dottor Mille, ma al tempo stesso come poter invertire questa rotta, capire anche quali sono le dinamiche che oggi governo i quesiti che ci possano far capire come uscire da una quotidianità che magari ci piace poco per cercare serate che senza i volontari ovviamente non sarebbero possibili. Per cui grazie ancora dottor Mille di essere qui con noi, grazie alla Banca delle Prealpi, al Presidente e buona serata a tutti. Sani stili di vita e di prevenzione. Grazie Marco, non era previsto questo mio intervento. Attraverso questi tre strumenti possiamo appunto migliorare i nostri stili di vita. Negli anni, insomma, grazie a tutti, anche ai collaboratori del centro di medicina, perché insomma, eventi come questi, perché poi voi trovate tutto pronto, ma in realtà dietro c'è tanto lavoro e quindi tanto impegno. Insomma, è sempre un onore, ecco, quindi ben vengano queste serate. Salvador, presidente dell'associazione Noi per Noi, che dimostra di essere veramente sempre più vicino al territorio. Del Consiglio di amministrazione di Noi per Noi, di Banca Prealpi, e del Presidente Antiga, che visto il ritardo con il quale comincia, è stato di parola. Grazie. Ecco, quindi il tema di questa sera, sì, al tema che avete illustrato, uomo, donna, e a tutti i rapporti che nel corso degli anni si sono evoluti e quindi del peso della donna nella coppia, fanno parte proprio del nostro programma di attività della Noi per Noi, un'associazione di mutuo soccorso, perché sosteniamo economicamente tutti coloro che lo fanno. La prevenzione va aiutata e in questo senso noi appunto abbiamo delle attività molto specifiche che possono essere utili sia agli uomini che alle donne. In tutto questo, Banca Prealpi San Biagio sostenitore. Quindi un grazie Presidente Antiga, grazie alla banca che ci sostiene e ci permette di fare tutte queste attività. Io non mi dilungo oltre, vi ringrazio gli alpini di Parè, sempre presenti, che donano la loro collaborazione e grazie a tutti, buon lavoro a tutti coloro che qui questa sera, i medici che interverranno, buon lavoro e sicuramente usciremo chi è più coscienti. Grazie. Raccogliamo al volo l'invito del Presidente, invito le autorità a prendere posto qui in prima. Gava da sinistra, che è radiologa senologa, a fianco a lei Chiara Paraghin e Marco Ghezzi, di origine padovana se non ricordo male, anche lui è presente nel cista, Paolo Mieli. Il suo curriculum è infinito e in ambito televisivo ancora possiamo seguirlo sia il via a questa chiacchierata che avrà 3 step. Andremo appunto ad indagare questa tematica legata al rapporto tra donna e uomo, già sviscerata proprio nel paese col più basso tasso di natalità in Europa. Nel 2000 abitanti e le stime del 2024 vedono 5.000, si traduce nel fatto che le donne italiane hanno 1,24 figli, che ben al di sotto è ora a 31 anni. Con questo trend le coppie con figli nel 2043, quindi semplicemente tra 20 anni, saranno in Italia non si fanno più figli.
questo si sente. Perfetto. Chiedere a uno storico posso solo fare delle ipotesi, suggerire delle ipotesi e fare dei raffronti con il passato. La decrescita demografica è precedente, ma una coppia che si è presentata abbastanza spesso nella storia, che è la coppia fra pandemie, avanti Cristo, quella in cui morì Pericle, la peste nera del 300, la peste manzoniana del 600, si accompagnavano in tempi più dilatati. Per la peste del 300 si accompagnò alla guerra dei 116 anni e che, come le guerre attuali, non venivano percepite come adesso gli storici del periodo di guerre e dove si viveva avendo la guerra nella mente che poteva arrivare da un momento all'altro. La peste del 600 si accompagnò a una guerra dei 30 anni, anche questa con le stesse caratteristiche. La prima guerra mondiale si accompagnò con un'epidemia di spagnola che non fu subito riconosciuta perché si sviluppò a ridosso, non si sviluppò prima, si sviluppò a ridosso della guerra e i perniciosi si confusero con l'ultimo anno di guerra, il 1918, ma durò ben oltre, e in genere nel passato quello che ne veniva fuori è che il periodo successivo era un periodo meraviglioso, cioè dalla peste del 300, adesso ve la faccio molto sintetica, venne fuori il Rinascimento, dalla peste del portò, e anche il secolo che è venuto, perché noi oggi consideriamo la prima e la seconda guerra mondiale, le consideriamo come un'unica guerra, cioè la prima guerra mondiale è una guerra di 30 anni, 1914-1945, anche quella si è portato dopo fare un tragitto. Chi è nato nel 45 o nel decennio immediatamente successivo. Quindi questa è una legge che nella storia non ha mai avuto smentita, meravigliosa, stagione eccezionale, se la godranno i vostri figli e in parte anche voi, perché vedo che siete. Ma questa volta fra i risultati che è quello che ci porta alla denatalità, di cui chi ha sentito l'intervista che ho appena fatto, ma di questo diciamo avanzati fino alla fine degli anni 60, gli anni 70, esistono rapporti. Il mondo moderno, la persona che avrebbe portato a uno strangolamento della battaglie per i diritti civili degli anni fino agli anni 70, questa volta inclusa di ogni forma di separazione, perché voi siete tutti figli con età diverse, ficcate proprio nel cervello, ce la siamo ficcate nel cervello, che la sessualità è in un altro momento. Questo nella testa di ogni individuo, in tutte le religioni, in tutte le cose così, che l'ultimo degli individui era quello di non avere figli, non avere abbastanza figli. In età, nell'adolescenza, l'età di mezzo e la vecchiaia, c'era un rapporto per cui la vecchiaia veniva chiamata vecchiaia. Oggi la vecchiaia non esiste più, la vecchiaia è di persone che avessero 20 anni, 18 anni, 30 anni e la vita si è prolungata, per cui abbiamo dei novantenni che vivono, novantenni, 95 anni che vivono come se e fanno vanto, in più tecniche o ritrovati chimici per prolungare la sessualità, tutta una serie di cose
non ve la voglio fare lunga, che hanno portato a un totale svisamento nel rapporto tra sessualità e procreazione. Cioè noi siamo l'unico genere che voi vedete al cinema, nei libri, nella cosa, una cosa fine a se stessa. Non esiste quasi mai un film su due che fanno l'amore per procreare, è una cosa, anzi la gente si alza e se ne va. Lo stesso approccio, la garanzia che si offre di non procreare, di non voler procreare. Ovvio, e ne potrei elencare 5.000, ovvio che tutte queste cose prodotte negli hanno provocato non una crisi, ma un crollo della natalità, perché è la cosa in sé e più dare se stesso, a orientare i propri gusti sessuali in modo da allontanare la sessualità. Dico solo l'ultima cosa e poi lasciamo la parola, magari riparlerò. Secondo me ufficialmente, formalmente, la grande vincitrice è la donna, perché destino così. Ma a ben guardare io sono convinto che questa sia stata una rivoluzione a danno delle donne, a terribile danno delle donne che questo discorso che ci porterebbe lontano a una parentela con un'infinità di addirittura i femminicidi, cioè ci sono stati anni di carico sulle donne che sono state costrette a prendersi l'intera responsabilità di questa cosa con i risultati di la dottoressa Braghin, e partiamo veramente di orologio biologico, ma quali sono le condizioni, diciamo, fisiche che il limite, diciamo, naturale che noi magari così non conosciamo perché il tema della quotidianità? Sì, allora intanto io vorrei sottolineare come il concetto del biologico è un concetto che va rivisto, in quanto noi parliamo sempre di età biologica, ma quella che l'età biologica è quell'età, sono gli anni che noi diamo a un individuo in base a dei parametri, gli organi, degli apparati, le funzionalità dell'organismo e che vengono dati in base a dei parametri. Allora, se noi valutiamo l'orologio biologico ha alzato l'età, una donna che ha 50 anni, 55 anni, invece l'età quindi cronologica è rimasta uguale. E questo è una manca all'uomo, non deve sfuggire, perché il famoso orologio biologico in realtà è l'orologio anagrafico. Quindi se noi pensiamo a qual è l'età anagrafica che non è mai cambiata negli anni, 35, 40, 50 anni sono i 35, 40, 50 anni veri che hanno tutte le persone. Su il 72% degli ovociti femminili sono portatori di aneuplodia, quindi gravide di avere una patologia genetica. Dottor Ghezzi, per quanto riguarda l'uomo invece la situazione... Che fortuna, se no i maschi anche per il maschio, con la differenza che la spermatogenesi e la produzione degli spermatozoi nel maschio non è... In che senso? Non è tanto la produzione degli spermatozoi che cala, sicuramente questo periodo non ha diciamo, facilitato per quanto riguarda l'attività fisica, per quanto riguarda... Dal punto di vista puramente diciamo, riproduttivo,
L'uomo ha un incremento a parità, diciamo, di stili di vita, a parità di condizioni della genetica, quindi un rischio tutto sommato aumentato di con alterazioni cromosomiche e ci sono anche delle nel portare avanti poi la gravidanza. Dico anche che comunque lo stile di vita, come l'essere normopeso, aiuta tantissimo il mantenimento di una salute riproduttiva adeguata. Chi è diabetico, chi è obeso, chi ha patologie cardiovascolari ha dei fattori di rischio in più di vedere calata anche prima dei 40-50 anni che dicevamo prima il proprio potenziale riproduttivo. Un ultimo pensiero, riallacciandomi a quello che spesso nell'immaginario collettivo sessualità equivale a sé così, perché alla fine la spermatogenesi è un processo tra virgolette nascosto, noi non ci accorgiamo se produciamo o meno spermatozoi e questo naturalmente può non incidere assolutamente su una funzione sessuale, quindi sessualità normale, non produzione normale. Dottoressa Gava, abbiamo sentito parlare del fatto che appunto per essere, diciamo, avere una buona salute sessuale bisogna avere un buono stile di vita e questo aiuta, chiaramente aiuta anche la longevità, diciamo, di questi aspetti. Le persone arrivano nel suo ambulatorio ecografico piuttosto che radiologico, perché appunto hanno la sensibilità, diciamo, di capire che i controlli preventivi, diciamo, fanno star bene o di solito arrivano già con qualche problemino? Bisogna fare un distinguo, proprio perché stiamo parlando di uomo e donna, tra il genere femminile e maschile. Notoriamente, diciamo, in questi decenni dove la donna ha fragile, quindi come più bisognosa di cure, è stata un po' presa in carico dalla società per garantire il benessere e la donna stessa, siccome si sente responsabile all'interno della famiglia, degli stili di vita, di come migliorare, di come stare in salute, di più rispetto all'uomo. Tant'è che si presentano in ambulatorio per se stesse, ma anche per il compagno o per il figlio, nel senso che instillano diciamo, questa necessità dei controlli anche nel genere maschile. L'uomo, soprattutto diciamo, nella generazione prima della mia, ha ancora il concetto di virilità, dove la virilità è l'essere forte, non aver bisogno degli altri e quindi non c'è neanche necessità di rivolgersi al medico se apparentemente una persona non sta male. E c'è proprio stata una meta-analisi del 2017 nel Journal of Public Health dove hanno proprio messo in evidenza che soprattutto nell'età tra i 30 e i 40 anni di controlli preventivi, mentre l'uomo non ha questa necessità. Poi verso magari cominciano gli acciacchi e comincia ad essere, diciamo, a sentirsi un po' più vulnerabile e anche l'uomo si presenta appunto per fare controlli preventivi, per esempio ha sentito l'amico che ha avuto problemi e quindi si pone il dubbio di dover farsi controllare, però all'inizio anche, non so, il corretto stile nel mangiare, nel trattenersi nel bere, particolare importanza e appunto si presenta più spesso verso i 30-40 anni perché ha qualche acciacco oppure perché viene a conoscenza di coetanei che si presentano con problemi importanti e allora un po', diciamo, la paura la fa rivolgersi. Negli ultimi anni comunque vedo che grazie anche a campagne
appunto da istituti bancari piuttosto che assicurativi o dalle aziende, perché adesso nelle aziende un cardine è il welfare, dove viene offerta la possibilità di controlli periodici, e allora anche l'uomo comincia diciamo, a usufruire di questa occasione e viene appunto con l'intento rispetto a prima. Professor Mieli, la dottoressa ha accennato a questo tema della oggi, ed è un po' anche il titolo del nostro incontro, si sposta, è labile, nel senso che va diciamo, ricontestualizzata, anzi stiamo come storicamente l'abbiamo conosciuta, lei prima ne ha fatto cenno, sicuramente sta... Abbiamo anche dal nostro punto di vista 3 donne di riferimento a livello nazionale e internazionale: il Presidente del Consiglio è una donna, la Presidente della Commissione europea è una donna, la Presidente della Banca Centrale d'ordine. Certo, le statistiche ci restituiscono che ancora all'interno delle aziende magari la paritetica tra uomo e donne a parità di funzione interna all'azienda, però una buona parte di queste sostanzialmente dice che non ci pensa proprio a farli. Quindi da un lato sembra questo tema dell'uomo che non se la sente prima, un tema di responsabilità, l'uomo non se la sente, non ha il coraggio, non è più virile, e dall'altra parte però c'è anche chi non ci pensa proprio, quindi il pensiero che abbiamo di fronte è un pensiero veramente complesso: rischio, egoismo. Fare una famiglia comporta comunque assumersi un rischio. Fare una famiglia è il centro della costruzione di una società, cioè, se per paradosso non facessimo più famiglie e tutti così praticassero sesso senza avere l'obiettivo di... Vi invito a notare, quando vedete i film e le serie televisive, quanto sesso è dedicato a tutto il resto. Fate un calcolo, voi fate proprio un minutaggio e vedrete che il 95% del sesso è dedicato a tutto il resto e il 5%, se va bene, ma secondo me almeno, è dedicato. Dicevate che sembravano 3 voci diverse, ma dicevano la stessa cosa. Innanzitutto, sia lei che ma una cosa che abbiamo imparato a trascurare: qual è l'età migliore per fare i figli? Cioè, tutti gli animali fanno i figli nel momento, e credo che quale sarebbe? Noi non, neanche ce lo diciamo, è un argomento tabù per fare i figli, che abbiamo elaborato, ve lo do come spunto di riflessione, una figli, noi li saltiamo e li facciamo anzi oggetto di stupro, di leggi per vietare. Sono favorevole, sono cose su cui però mi fermo a riflettere. È curioso che analizzare gli anni che sono probabilmente quelli dalle prime mestruazioni, dalle prime eiaculazioni e già questo, come voi vi rendete conto, dimezza l'età, abbiamo ridotto a metà, e metà l'abbiamo proprio messa fuori legge e metà l'abbiamo lasciata dentro la legge, ma incoraggiando a procrastinare dal limite massimo, cioè dice guarda, preferibilmente non oltre 35, preferibilmente non condizionati, in maniera tale che quando leggiamo che diciamo, stuprava una bambina di 14 anni,
Questo è un motivo di riflessione, perché non tutte le civiltà sono come la nostra, più il diritto a contare nel mondo, nel genere umano, quello che viene chiamato il sud del mondo, dove invece considerano cioè non si sono fatte oggetto di divieto. Più, ripeto, il discorso che esalta la sessualità non riproduttiva e questo non può che portarci alle conseguenze, ma peggio. Oggi è secondo me l'inizio di una stagione che tenderà a peggiorare e che ci porterà a un certo punto, come c'è nella Bibbia, come le civiltà diventano talmente raffinate, talmente strane, stravaganti, poi è importante per gli uomini e per le donne che quello complessivamente come società, perché ripeto, io ho un rispetto enorme per chi non fa figli e chi decide di non fare figli, non è quello, è e creare un effetto gregge nel fare figli, poi liberissimi gli altri di non farli. Vedo con favore tutte le forme che portano a fare figli che potrebbero non averlo, vedo con grande allarme questa cultura dei problemi solo quando si manifestano sotto forma che non riescono ad avere figli o uomini che hanno dei problemi e che si distaccano sempre più dalla missione che è quella di essere forti. Poi essere così significa essere anche incapaci di combattere, incapaci di prendere decisioni, incapaci di produrre, guidare aziende. Erano gli ultimi, ma riconoscevate, sapevate, adesso non riconoscete i nomi della politica, non vi sto neanche a dire, perché crisi della natalità invertibile se non fatto in modo così chiaro come lo stiamo affrontando qui stasera. Facciamo una legge in cui diamo 10.000 euro in più alle famiglie che fanno più di un figlio, adesso non dico per dire, c'è anche questo, però secondo me c'è qualcosa di più basilare, cioè stiamo inconsapevolmente spingendo i nostri figli a fare figli sempre e non capiamo che una società così come la costruiamo, fare figli per giovani che nessuno saranno meno capaci di essere travestito da modernità, travestito da che meraviglia, che vita piacevole possiamo. Come si inverte? Secondo me si inverte con tutte le forme di sussidio, ma vedo che non servono a niente. Scusate, ovviamente diffondendo in maniera la cultura della prevenzione in maniera che fortuna nella parte moderna della civiltà, a noi la cultura della prevenzione ce la insegnano prima con quell'orbita, cioè dicevo prima sempre in questa intervista che arrivati a una certa età, 40, 50 anni all'anno, è un obbligo nelle parti per gli uomini e per le donne. Con eccessiva gradualità
insomma, secondo me abbiamo varcato un confine pericoloso, secondo me abbiamo varcato un confine che è il confine lungo il quale si imbocca la via, adesso non sto parlando né di voi né e siccome la storia è piena di popoli che si estinguono, che a un certo punto oltre la linea di confine e lungo l'arco della mia vita che deve dare uno storico, esserne consapevoli e soprattutto 150 anni o 200 sarà che rideremo del fatto che abbiamo vinto felicità. Varcare quel confine non dà felicità, per cui noi abbiamo si misura in due modi: prolungamento, aumento dell'età si pone il problema di trovare della gente che venga da altri sussidi per aiutare le persone più anziane o anche solo per pagare un passo oltre quel confine e speriamo di, insomma, io mi auguro lungo l'arco della mia vita dentro quel confine e i discorsi che facciamo stasera il fatto che effettivamente poi l'unica causa di infertilità per l'uomo, no? Ai tempi in cui si faceva per esempio il sigaro per bellezza a proposito di stili di vita. Per bellezza mi piace il sapore del sigaro spento, mi fa orrore accenderlo. Scusate, volevo essere chiaro. Assolutamente. E ci sono altre cause di infertilità, no? Ecco, magari l'uomo intanto per preservare la sua fertilità e poi magari entriamo anche nel campo un po' più minato, poi ci aiuterà anche il professor Mieli, del Viagra. Lei mi diceva che il Viagra... La preservazione, diciamo, della fertilità, oltre che, come accennavo prima, col mantenimento degli stili di vita, in realtà si potrebbe fare come stanno gli spermatozoi, quindi fare un esame del liquido seminale. E da dire che ci va dietro tutto quello che prima, a che cosa mi serve adesso? In realtà, siccome io a quell'età ho un completamento della pubertà e quindi riesco a individuare a livello testicolare delle problematiche che magari esulano dallo stile di vita che mi possono poi far a quell'età posso eventualmente accorgermi se ho un varicocele, che è una dilatazione appunto della vena che sta sopra il testicolo. Spesso si coglie appunto come un qualche cosa di anomalo, quindi ci si accorge, però non sempre si ha magari ad uno specialista per questo problema. E purtroppo, ecco, stanno emergendo sempre di più anche delle problematiche legate alla sessualità nel giovane. E sono però delle problematiche emergono proprio per questa vergogna, per quello che veniva accennato prima dal dottor Mieli e dai colleghi, questo senso piuttosto marcato della virilità, del dire io non ho avere questi problemi, e invece poi sono dei problemi che si ripercuotono in misura importante sulla vita personale, sulla vita, corre spesso a delle come dire, acquisti facili con rischi
sono facilmente reperibili, che spesso non sono farmacologici e che non fanno altro che poter peggiorare una situazione magari emotiva, una situazione psicologica che poi può trascinarsi ovviamente nel tempo e sfociare in problemi. A trascurare determinati controlli che poi magari quando effettivamente decidi di avere un figlio, se magari intercettati prima, cioè anche la donna cosa deve fare per preservare la sua fertilità, prendersi cura? Preservare non è prevenire, quindi ritornando al discorso che faceva il dottor Mieli, l'età ideale sarebbe, esclusa l'età vietata a livello sociale, sarebbe dai 20 ai 29 anni. Se noi pensiamo che l'età media della donna è europea, che l'età media del primo figlio più tardi. Cosa fare per preservare? Allora, intanto bisogna educare la ragazza, sesso femminile già in età giovane, a fare i controlli ginecologici, l'ecografia, e educarla anche dal punto di vista relazionale nella conoscenza delle malattie che portano poi all'infertilità e alla riduzione della procreazione. Preservare vuol dire anche prendersi cura, quindi fare una diagnosi precoce di patologie che portano all'infertilità, patologie come l'endometriosi, patologie come la clamidia, malattie infettive specialistici di livello, la ragazza se ne può accorgere in tempo o comunque presto e non trovarsi a 35-36 anni alla ricerca del primo figlio a perdere tempo a fare indagini che la portano a perdere ulteriori anni alla ricerca di cure che spesso non trovano beneficio. Abbiamo visto prima dal punto di vista genetico. Quindi preservare vuol dire anche trattare lo stile di vita. Spesso negli ultimi decenni troviamo ragazze che soffrono di patologie come l'ovaio policistico. L'ovaio policista ginecologica nella medicina della riproduzione è una patologia che sta aumentando, comporta un aumento del diabete, un aumento dell'andamento di eventuali gravidanze e anche il riconoscimento precoce, per precoce si intende in età adolescenziale, in tempo e quindi si può portare la ragazza che soffre di tale sindrome ad affrontare un inizio di un'eventuale gravidanza. Per preservare la fertilità di una donna over 35, allora parliamo di quello che è la preservazione degli ovociti nella tecnica della procreazione assistita. E in che, vabbè, intanto studio, intanto mi laureo, intanto trovo lavoro, intanto mi diverto. E la soluzione è, vabbè, intanto c'è la procreazione assistita, ma questo è un errore che purtroppo si corre sempre più frequentemente. La procreazione assistita è valida, è un'ottima soluzione della infertilità sempre e comunque, anzi spesso i risultati non portano a... Diciamo che ci sono le donne non responder, quindi ci sono le donne che non rispondono alla stimolazione ovarica, ci sono le donne che pensano di aver preservato la... Vengono le donne da noi e ci dicono sì, ma io ovulo tutti i mesi. Sì, ma sfugge il concetto che l'ovulazione non implica che nel follicolo c'è l'ovocita e questo è legato alla perdita femminile, un adeguato stile di vita, adeguati controlli e l'individuazione e la cura di patologie anche in ragazzine giovani. E poi fare la prevenzione in maniera adeguata sulle malattie. C'è un altro tema, e poi il mese di ottobre, l'ottobre rosa ce lo ricorda, e cioè quello del tumore. Il figlio è una domanda un po' difficile, però la provo a porre. È una domanda santa, tant'è che è di questi giorni la notizia che anche di anticipare di 5 anni lo screening mammografico proprio per la diagnosi del tumore al seno, portandolo a 45 2025. Questo perché anche in ambulatorio spesso arrivano donne
Primamente i colleghi ginecologi richiedono degli esami preventivi per poi sottoporre la donna a stimolazione ormonale, perché nelle giovani soprattutto ha una forte stimolazione ormonale, magari che ha in sé già un embrione tumorale, tempo mortale, proprio perché da giovane età e questa stimolazione è la malattia. E da qui appunto veniamo a conoscenza di tante donne che al momento appunto di questo controllo purtroppo presentano anche, sebbene, cioè, anzi meglio, in fase abbastanza embrionale, un tumore al seno, e quindi devono abbandonare temporaneamente appunto questo desiderio di maternità. Fortunatamente si è visto che proprio in queste donne l'amore è legato a questa stimolazione ormonale, dopo le adeguate terapie che all'incirca durano 18 mesi, dai 18 ai 30 mesi, appunto con dei preparati ormonali, proprio per bloccare i recettori di questi ormoni ed evitare che la donna abbia recidive, si è visto che appunto seguono la terapia ormonale e non hanno una gravidanza, che non è preclusa una gravidanza in queste donne con giovane età. Pensiamo ad esempio anche alla diagnosi di ereditarietà della malattia, perché portatrici di un gene malato che sicuramente nel corso della loro vita non è preclusa una gravidanza. Logicamente qual è il timore della donna? Danneggiare la fertilità, ma anche danneggiare un futuro nascituro, perché non portare a un danno cellulare. In realtà tutto questo si è visto che ci possa essere questo timore sul fatto dell'azione dei farmaci, della chemioterapia degli ovuli, prima che vengano sottoposte appunto a chemioterapia, e comunque in molti casi al giorno d'oggi è possibile che la donna possa intraprendere una gravidanza dopo un un buon messaggio, anche un bel messaggio che diamo questa sera. Tra l'altro, professore, ricordo a tutti, parto con una provocazione, e cioè ho accennato prima al tema della economy, cioè forse magari non tutti abbiamo chiaro il concetto, ma in soldoni quella che era la baby, coloro che sono nati tra il 46 e il 64, che sono stati trascinatori ed inventori della modernità. Se parliamo di silver economy, è sempre di questa generazione che stiamo parlando. Allora volevo fare due domande. Una, perché dico da un esempio così eclatante non abbiamo tratto magari degli insegnamenti? E la seconda è se vede nelle contemporanei dei tratti in comune rispetto a questa generazione dei baby boomers. Un protagonista, uno dei principali protagonisti della Silver Economy, non ne penso un gran bene, perché vedo nella mia generazione, quella dei baby boomers, che ha impedito un corso più naturale delle cose. Per carità, non prendetevi in parola e non dite da domani non ci vogliamo più vedere, continuate a volermi. Però io sono molto critico nei confronti di questo prolungamento, perché studio la storia e so che c'è un'età per tutte le cose. La storia contempla che c'è una generazione che a un certo punto ha un'altra funzione, ha una funzione consulente, ha una funzione di aiutare gli altri a venire fuori, ma non è bello, insomma, che si propongano le persone più anziane per guidare in ogni attività
giornalistica, ma anche conduzione di aziende, insomma questo passandosi i mestieri di padre in figlio, di padre in figlia, così. Una società, fenomeno da una società sana. Posso dare un'attenzione alle cose che avete detto e ne traggo alcuni insegnamenti. Primo, avere un approccio alla prevenzione che è lontano dal manifestarsi del primo problemino. La prevenzione come si fa l'esame della patente. Guidare non sarà nulla, tu cominci a guardare sempre di più lo fa con i figli, li sprona a guardare, cioè prima di un malfunzionamento. Tutti e tre quando arriva la prima persona che è che c'è qualcosa che non va. E l'approccio alla medicina, alla prevenzione deve essere prima che ci sia qualcosa che non va. Uno lo fa, no? Adesso non so quali siano i tempi giusti, questo lo sapete voi. Secondo, un maggiore incoraggiamento ai ragazzi a fare, nel senso è meglio, lo so che uno dice, giudica lui un buon padre e lui giudica lei una, cioè guarda, proiettandolo, questo è il criterio cui si può fare un figlio anche quando le condizioni economiche sono difficili. Cioè la cosa fondamentale, i figli non si devono fare per amore, perché tu ti puoi innamorare di una persona e poi dopo un po' l'amore ti passa e quello è un cattivo padre o una antico, è che i figli si fanno il criterio che abbiamo 3.000 anni, 4.000 anni, forse 10.000, e che i figli si fanno guardando a una potenzialità di quello magari mi separo, però è un buon padre, magari mi separo, però è una buona madre, ha gli attributi per essere una madre di cui mi fido, me la vedo. E cominciare a guardare a una parte, per carità, fate, divertitevi come volete in tutta l'altra parte della vita, ma cominciare a guardare dove esaminate o fate esaminare ai vostri figli il potenziale interlocutore come un buon padre, non un buon partner, e incoraggiare il più possibile un buon padre, una buona madre, incoraggiare il più possibile i ragazzi a fare i figli quando si è più giovani. Questo è un principio forte. Poi non risolverete, noi che siamo qui stasera, il problema della natalità, ma questo riguarda la salute dei singoli. Il discorso che sto facendo è un discorso che riguarda la vostra vita, ognuno, perché sarà impossibile in tutti i film, in tutte le cose, in tutte le canzoni, in tutta la manifestazione, quello non è battibile, è un'onda. Però se posso, visto che siamo in famiglia stasera, che siamo una grande famiglia, ci parliamo con un linguaggio di verità, se per i vostri temi personali questa cosa incoraggiate gli altri a osare, sempre fermo restando il criterio, non lo amo tantissimo, perché gli amori passano, finiscono, divorzio, ovviamente non c'è neanche bisogno di dire, io sono favorevole al divorzio, sono stato, o gli anticoncezionali, o l'aborto, la libertà.
scelta d'aborto, tutte cose a cui sono favorevoli per una serie di motivi. Però noto la coincidenza fra l'inversione della curva e l'introduzione di questi diritti, a cui, lo ripeto per la seconda volta per non essere preso come un autore, noto che è accaduto questo, cioè è accaduta una svolta per cui insieme a questi grandi conquiste sociali, grandi conquiste dei diritti, il sesso ha cominciato ad associare più al sesso della masturbazione che al sesso della riproduzione. E questo è un fenomeno diffuso, non è che solo a Conegliano Veneto è successo un po' in tutto il mondo occidentale, ma sta portando a una crisi del mondo occidentale che in un'altra serata che questo tema può portare a soccombere il mondo occidentale rispetto al sud del mondo. Più complicato. Ma restando al tema che ci ha assegnato questa sera, ricorrerei a criteri che riguardano noi come singoli, cioè lo consiglio, è una vita più salutare e più felice quella in cui si fanno i figli da giovani e si incoraggiano i da giovani e li si incoraggia a essere coraggiosi a patto che, ripeto, il partner sia cioè affidabile a una persona su cui si possa contare. Non ho mai conosciuto uno che si sia pentito di aver fatto i figli da giovane, anche ho conosciuto totalità di coppie che siano separate dopo aver fatto i figli, ma se il padre o la madre sono affidati, aver fatto quei figli è considerato una fortuna nel resto della vita. E quindi ricordatevelo sempre e stanotte fate dei figli. Che vi devo... Professore, passando dalla prima parte della serata alla seconda, mi è venuto questo titolo dall'inverno demografico alle fiamme del passato. L'ultima fiammata è questo colpo ad Hamas, ucciso il leader, la notizia del giorno, Netanyahu che dice conto pagato, ora gli ostaggi ma la missione prosegue. Allora è una fiammata, è un cambio di direzione, come legge la situazione in questo momento? Naturalmente stiamo parlando del conflitto tra Israele e Palestina. Una importantissima fiammata, un importantissimo momento di questa guerra, che però la guerra continua, perché quando le allungano così tanto non si risolvono con una tregua, un cessate il fuoco o una 48 guerre presenti nel mondo di cui mai si parla. Hanno bisogno sono già una guerra mondiale, non sono qualcosa che rischia di diventare una guerra mondiale. Noi siamo come, non lo so, per esempio, durante la seconda guerra mondiale, come è noto, i paesi dell'America Latina o l'Australia non vivevano. Ecco, noi siamo come i paesi dell'America Latina durante la seconda guerra mondiale. La vediamo, ci sembra lontana e ci riguarda, e quindi essendo già in una guerra mondiale la soluzione si avrà solo quando le piccole, le grandi e medie potenze che nel mondo hanno un ruolo decideranno di sedersi di disegnare un ordine mondiale, perché non si risolvono una per una crisi come questa. E in genere, duole dirlo, ma questo succede, o almeno in passato è sempre successo, abbiamo avuto dei vincitori e dei vinti. Oggi la nostra speranza è che questo succeda nel corso della
vincitori e vinti. In genere non è successo, possiamo sperare che questa volta per miracolo, però da storico mi è d'obbligo constatare che non è mai accaduto. È possibile che si arrivi alla conclusione della guerra e che si possa chiudere e mettersi intorno a quel tavolo solo quando ci saranno i vincitori e i vinti. E le tecnologie che abbiamo a disposizione dei vinti, e allora ci può essere qualcosa di terribile che ancora non abbiamo visto e può ancora venire. Però, ripeto, io auspico che, siccome tutti lo sanno, la mondiale possa essere interrotta a metà e si possa trovare una mettere d'accordo tutti vuol dire che ogni paese di questa guerra ricominciare a vivere in condizioni di sicurezza. Nominate tutti i soggetti che ci sono in questa guerra, tutti, e devono poter avere tutti vivere in un contesto dove non c'è un vicino che ti vuole distruggere. Basta questo, non devi fare delle conquiste, l'importante è che tutti passate in rassegna e vedrete che ci sono molti di questi paesi che non vivono nella condizione. Alcuni devono essere, stiamo parlando delle guerre attuali, devono essere ancora costruiti, tipo lo Stato di Palestina, ma gli altri non sono in condizione da sentire che sono sicuri. Solo quello garantisce un periodo lungo e prospero, relativamente prospero, perché poi la storia degli ultimi anni mondiale ci racconta che noi la chiamiamo pace perché abbiamo vissuto come l'America Latina negli anni della seconda guerra mondiale, noi europei, però ci sono state guerre, su cui la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, ma noi stessi in Europa abbiamo avuto non più tardi di 30 anni fa una guerra. Per noi sono pace, ma per loro sono guerre. Quindi, però un assetto è raggiungibile ed è raggiungibile già adesso, perché questo di cui sto parlando stasera comincia a essere chiaro a tutti. Niente, il mondo si trova proprio in questo periodo storico, in questi mesi, lasciamo passare le elezioni americane, lasciamo passare 2 o 3 momenti, ma insomma di qui a Natale il mondo deve fare una scelta, sedersi o continuare. Se a gennaio avrà deciso di continuare, allora lì si va fino in fondo, però non disperiamo, può darsi che questa consapevolezza diffusa, anche perché voi tenete presente che questi paesi sono, insomma, oggi leggevo una notizia di 15.000 soldati nordcoreani che vanno a combattere in Ucraina, cominciano a diventare delle cose larghe e coinvolgenti. Capite che significa 15.000 nordcoreani che vanno a combattere in Ucraina? Cioè, pensate che è come se a voi vi a combattere in Mongolia. Non è semplice, non conoscete bene neanche i caratteri, non conoscete niente, i caratteri con cui sono segnate le strade. Cioè, le cose cominciano a essere chiare a tutti e quindi forse l'uccisione di Sinwar, rappresentando il fatto che è stato ucciso, insomma, uno di quelli che ha scatenato la scintilla
per questa seconda guerra forse può essere il risveglio, però io mi limito a dire che ci sono ben chiare due strade davanti: o entro Natale è stata imboccata una strada, oppure siamo ancora a parlare di guerre, forse addirittura le due che ci sono evidenti. Però il problema della natalità rimane come abbiamo detto, dovete fare dei figli stasera, punto e basta. Se non è successo qualcosa, è stato un totale fallimento questa serata. Grazie. Non è nel giro di una settimana a fare. Ma io ritorno al passato, dalle braccia del Novecento alla guerra di oggi, perché intreccia, o meglio, come lei ha detto poc'anzi, delinea come il mondo, ogni paese è intrecciato a un altro, comunque le dinamiche interagiscono tra paesi, ma anche i secoli sono collegati. Cioè l'epoca dei totalitarismi trova in oggi anche il peggior dittatore che esista nel mondo moderno. Il mondo moderno ci insegna anche che la guerra chiaramente non è una forma di dialogo efficace, la diplomazia lo è, o comunque una qualche forma di dialogo va trovata, anche perché ammesso a determinate, come si può dire, situazioni appunto a livello internazionale. Quindi la prima domanda appunto: come si dialoga a questo punto con comunque una figura autoritaria a livello internazionale, e che prospettiva vede nella Russia-Ucraina? Guarda, si dialoga, il dialogo ha come presupposto, si dialoga anche con i cattivi, purché si rendano conto che la situazione anche per loro non può che peggiorare. La seconda guerra mondiale noi la insegniamo e la studiamo da vincitori, ma è una guerra che è andata in modo molto diverso da come la raccontiamo. Era una guerra iniziata nel settembre del 1939 con un'aggressione della Russia, della Germania nazista e della Russia comunista alla Polonia. Russia comunista e Germania nazista furono alleate per quasi 2 anni e si presero metà Europa l'una, metà Europa l'altra. Dopodiché uno dei due dittatori, Hitler, preso dalla aveva battuto nel maggio del 40 la Francia e si era approppato la parte che gli spettava dell'Europa. Nel giugno del 41 ritenne che poteva andare a occupare anche l'Unione Sovietica e si rivolse contro l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica cambiò di campo e, pur essendo nella stagione più cupa dell'essere dittatura, la stagione staliniana, entrò fra le potenze che poi avrebbero vinto la seconda guerra mondiale. Il patto che chiuse la seconda guerra mondiale fu un patto in cui all'Unione Sovietica furono consegnate, quindi a spiettate dittature, fu consegnata una bella fetta di Europa e successivamente del mondo, fra cui la stessa Polonia, poveretta, che era stata all'origine della doppia aggressione nel settembre del 1939. Tutto questo discorso per dire cosa? Che quella che noi abbiamo chiamato pace, che celebriamo come pace, il trattato di Yalta, così, era il risultato. Le paci sono dei compromessi, ma anche il trattato di Westfalia, anche il trattato di Versailles, quello dopo la prima guerra mondiale, sono dei compromessi fra buoni e cattivi che tra l'altro non esistono nella storia, insomma non ci sono mai interamente buoni, interamente cattivi.
Quindi noi non dobbiamo aspettare che tutti diventino buoni perché si possa fare una pace. Si può fare anche una pace con dei mostri sanguinari, come accadde dopo la Seconda Guerra Mondiale e in parte anche dopo la Prima. Quindi non dobbiamo scoraggiarci rispetto a questo. L'importante è che decidano in questa fase qui. Non è il problema come mettersi al tavolo con i cattivi, ma in questa fase qui è come tutti rinuncino all'idea che vinceranno loro se la guerra continua. È molto diverso. Cioè, oggi il problema è che tutte le forze in campo pensano qui io o vinco o soccombo. Non so se vi è chiaro, cioè, gli ucraini pensano o noi vinciamo e poi vincere per loro significa tornare allo stato di prima dell'invasione, poi soccombiamo. I russi pensano se noi non vinciamo di una disfatta che porterà allo sgrettamento di quello che è rimasto della Russia. I palestinesi pensano che come nel loro slogan Israele del fiume al mare, cioè si riprendono l'intera Palestina, per loro sarà sempre una tribolazione. Gli israeliani pensano che siccome loro sono li vuole distruggere, o vincono e li mettono in una condizione di non nuocere, quindi vedete sono guerre in cui ogni soggetto ha paura, cioè da una parte è dominato da leader che li incoraggiano su questa strada, ma ha paura che se perde tutto. È per questo che è possibile che a un certo punto, trovando delle forme di assicurazione in cui dici va bene, tu non hai vinto, però noi ti troviamo un'assicurazione per cui i palestinesi potranno avere un loro Stato, non sarà riconosciuto. Israele è l'unico paese dell'ONU che siede a fianco di altri paesi che hanno nel loro statuto di distruggerlo, di buttarlo. Non esistono, è come se l'Italia fosse nelle Nazioni Unite, ci fossero, non so, il Belgio, l'Olanda, la Germania, che si propongono come fine costitutivo di distruggerlo. La Russia teme la stessa cosa, l'Ucraina ad ogni evidenza teme la stessa cosa e altri paesi, la Corea del Nord e la Corea del Sud, si sono rimesse in moto. Taiwan pensa di soccombere, essere inghiottita dalla Cina. Non sono situazioni, a parte la questione palestinese, e tornare ai deliberati delle Nazioni Unite del novembre libili, tornando a... ma lì ci vogliono delle volontà degli uomini, insomma, è anche questione della Seconda Guerra Mondiale, la si è vista anche cambiando gli uomini, cambiando le persone. Gli uomini non sono irrilevanti per la conclusione delle guerre, però gli storici hanno questa comodità che giudicano le cose solo quando sono avvenute. Io, siccome stiamo parlando proiettati nel futuro, di natalità, di cose così, e poi perché l'occasione è molto gradevole, molto piacevole, siete un magnifico pubblico e la città è una delle più belle del mondo, mi presto a non fare... Un super applauso questo. Per chiudere, visto che l'ha accennato prima, appunto le sorti bene o male del mondo oscilleranno dal post, diciamo, 5 novembre, cioè data delle elezioni americane, sempre con l'impegno di prima di ritrovarci qua tra 9 mesi, chi vincerà?
e poi influirà anche lì. Figura che vince le elezioni americane. Dunque, prudentemente li danno quasi alla pari, c'è una leggera, una prevalenza della Harris come nel sondaggio generale, però negli stati decisivi invece c'è una prevalenza di Trump, e per questo li danno alla pari, perché i suoi delegati e questi eleggono il Presidente della Repubblica. E allora se tu, per esempio, la California è democratica, va bene, ma se tu in California, dove sicuramente dovrebbero vincere democratici, di 3 milioni, con quei 3 milioni non ci fai nulla, nel senso che è meglio vincere di 0, vincere negli stati tuoi e perdere negli stati che sono incerti, che sono poi i 6. E quindi, nonostante questa, per esempio Hillary Clinton, come è noto, ebbe 3 milioni di voti in più in America di sondaggi, sono a favore della Harris come quei 3 milioni di voti in più, ma a favore di Trump in quegli stati dondolanti. Però quello che può accadere, mancano 20 giorni alle elezioni, forse anche il 5 novembre, adesso non riesco a fare rapidamente i calcoli perché sono storico, non matematico, quindi, può succedere qualcosa in queste guerre che cambi anche il senso del voto. Per esempio, scusate, non voglio dilungarmi troppo, ma sicuramente la guerra, siccome la Harris era una vicepresidente un po' sbiadita, arrivata sulla scena per il rotto della cuffia e non ha fatto una persona tale per cui rimarrà nella vostra memoria, dice, sai, quella che quel giorno fece la tal cosa, e questa situazione, nel senso che persino dai sondaggi, io sempre mi fido dei sondaggi, i mari votare la Harris, insomma ci sono delle cose che dal punto di vista che uno non avrebbe detto, però nello stesso tempo Trump è un personaggio, il paese ha una persona appunto stravagante, può non essere, e siccome l'elettorato in genere è saggio, noi sappiamo che l'elettorato soprattutto appunto, parlavo prima della seconda guerra mondiale, l'America votò per 4 volte di seguito, allora si poteva fare più di, nonostante avesse degli avversari tosti in 2 di queste 4 elezioni, cioè l'elettorato ha una sua saggezza che sceglie anche quando non ci piace, e quindi fido che l'elettorato americano dia un presidente solido. È meglio avere una personalità solida che avere quello che ti piace di più a te, o che tu giudichi migliore. Quindi mi fido del fatto che ci siano elezioni in Europa, come sapete perché avete votato anche voi, si è votato a giugno, e quindi abbiamo delle classi dirigenti che non sembrano destinate a passare qualità, non vediamo dei personaggi come Churchill all'orizzonte, ma sono il risultato tutte di elezioni che si sono svolte o che si svolgeranno quest'anno. Fidiamoci, l'unica cosa che mi auguro è che sappiano trovare la via per uscire.
uscirne con l'aiuto poi delle potenze emergenti, questi famosi BRICS, Brasile, Cina, Russia, anche questi altri paesi, e che trovino un tavolo a cui sedersi, a cui cominciare a disegnare il resto del mondo. Guardate, già se fosse fissato il tavolo e fosse fissato l'inizio di l'effetto sarebbe benefico nei confronti di tutte le guerre, prima ancora che si arrivi alla soluzione, già che si ricomincia a discutere in questa chiave. E quindi quello che mi auguro che accada di pace universale entro Natale, quello sarei uno sciocco se anche solo lo pensasse. Insomma, io non ci credo che distrugga e vada, perché poi autodistruggersi significa anche distruggere se stessi. Allora che l'abbiamo fatti a fare questi figli che faremo stasera? Questa è la domanda che mi faccio. Quindi penso che in fin dei conti quell'istinto di sopravvivenza che abbiamo come singoli sia un istinto di sopravvivenza che si estenda anche alle collettività. Grazie. Un grande grazie. Stefania Gava e all'endocrinologo Marco Ghezzi, e io direi che accompagniamo il professore al tavolo del piacere appunto qui all'esterno con i soccorritori e gli alpini che ci fanno da cornice. Scendiamo, insomma, vi ringraziamo veramente per la vostra presenza e accompagniamo appunto al tavolo delle firmacopie.